Serie B Win. Appassionati. Dipende dalla prospettiva, guardando quella normale, il Verona oggi da pronostico non dovrebbe farsi spaventare dalla classifica. 40ª giornata del campionato Serie B Win, i veneti, terzi a un punto dal Livorno e a 5 dal Sassuolo, cercano punti verso la promozione, mentre i piemontesi, penultimi in classifica, cercano disperatamente di evitare la Lega Pro. Una buona cornice di pubblico al Bentegodi, si comincia al 39esimo secondo sul cronometro. Il Bentegodi sospira già, palla gol per il Verona, non arriva alla scivolata di Cacia, subito grande occasione per i padroni di casa. Prova anche la Pro al secondo, iniziativa della Provercelli che non sta a guardare il sinistro di De Silvestro. Quarto minuto, Guanito prova per il Verona, Guanito Gomez si fa vedere. 13esimo minuto, azione personale di Cacia dalla sinistra, va via a Borghese, prova dal basso verso l'alto, grande intervento dell'estremo della Pro, palla sulla traversa, trema la porta della Provercelli e Cacia vicino al suo 23esimo sigillo personale. Il break della Provercelli al 26esimo, Genevieve, è il preludio alla palla gol capitata invece a Iemmello. Al 28esimo il sinistro si spegne sul fondo. Una bella partita quella del Bentegodi, con una Provercelli tutt'altro che remissiva. 34esimo minuto, Martigno sulla destra, Guanito, Gomez trattenuto da Vinci, non riesce a finalizzare. Si dispera il tecnico della Provercelli, però arriva un minuto più tardi il gol. Sgrigna invita Nozze, Cacciatore al volo, vantaggio per il Verona. Cacciatore sigla il suo secondo sigillo, ottima scelta di tempo ed è vantaggio. Si può riapprezzare come il pallone arrivi preciso sui piedi di Cacciatore, che deve solo spingere il pallone in rete per il vantaggio. Si va negli spogliatoi, il Verona riprende subito al 52esimo minuto con Grinta, arriva subito dalle parti della Provercelli, si guadagna un calcio di punizione, parte la punizione, impatta sulla barriera, va a raccogliere il pallone Gomez ed è il gol del raddoppio. Qui fortunato il Verona che va a trovare il 2-0 grazie a una deviazione della barriera della Provercelli. 67esimo minuto, deviazione pericolosa, spinge il Verona e al 73esimo trova il gol. Martigno confeziona il gol del 3-0. C'è Sgrigna da solo in mezzo all'area, il pallone viene raccolto ed è un gioco da ragazzi firmare il 3-0. Partita chiusa e 3 punti in cassaforte per i padroni di casa che hanno condotto sin dall'inizio questa gara. La Provercelli ha un sussulto d'orgoglio, all'85esimo c'è tempo anche per gli ospiti, azione che parte da Fabiano per Iemmello ed è il 3-1, quinta rete per lui, ma gol che serve a ben poco se non a rendere meno amaro il finale. Partita che si chiude con il 3-1, il Verona si riprende il secondo posto sorpassando provvisoriamente il Livorno. Per la Provercelli è ancora tutto da giocare.